Sarà anche un esordiente, ma ha le idee già molto chiare. Il nuovo allenatore del Padova, Salvatore Sullo, è alla sua prima esperienza in panchina dopo anni passati in campo da calciatore e a bordo campo da collaboratore. Però ci mette subito il cuore. Ecco le sue prime parole da biancoscudato. È molto ambizioso dal mio punto di vista. È un sogno. Ed è quello che la città di Padova, coloro i quali amano questi colori, biancoscudati, lo stesso scudetto del Messina, squadra con cui ho giocato per tanti anni. Ecco, i tifosi del Padova la domenica alle 11 non vedano l'ora di venire al campo a vedere la propria squadra. La propria squadra che gioca bene? Ma speriamo, noi lavoriamo per quello. La propria squadra che vince? È chiaro, speriamo, lavoriamo per quello. Soprattutto la propria squadra che non molla. Sullo sa di essere una scommessa e di arrivare all'ombra del santo in un momento molto delicato per la storia del calcio padovano. Sono una scommessa, è vero, probabilmente per la stragrande maggioranza delle persone sono un ex collaboratore tecnico che adesso diventa allenatore e io non posso far altro che andare sul campo e lavorare e dimostrare. Non ho altre armi, è l'offesa nei confronti di chi. In molti si sono chiesti in queste ore come mai la società abbia messo sotto contratto solamente per un anno il nuovo allenatore. A questa domanda risponde il direttore sportivo. Penso che in questa categoria fare contratti 3 anni agli allenatori, 2 anni, conta poco. Nel senso, conta quanto credi nell'uomo e nell'allenatore. A me piace ogni anno sedersi con l'allenatore e andare avanti se le cose le pensiamo allo stesso modo, se c'è sintonia, anche perché poi ti dico anche che da direttore, se tu vedi, quando un allenatore ha 3 anni di contratto ma vuole andare via, che magari ha richieste dalla Serie A, va via. Il tempo delle parole è finito, ora si comincia a lavorare. In tempi molto rapidi verrà deciso chi resta e chi va dei giocatori a disposizione del nuovo tecnico, poi a parlare sarà finalmente il campo.